Ecco perché qui nel Veneto si vuole l'indipendenza. È vero, avvocato Morosin? Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi Per questo e per altri telespettatori. e per tanti altri Bravissimo, lei problemi. mi ha già anticipato conoscendo il mio pensiero. Per questi e moltissimi altri. E direi subito una cosa positiva, perché qui bisogna rasserenare, per motivi nobili, non per egoismo, perché l'indipendenza è una cosa seria, positiva, nobile, che fa bene al Veneto, come potremo spiegare stamattina, e farà benissimo all'Italia e anche all'Europa, che è un'Europa di burocrati, di super burocrati, così come un'Italia di super burocrati. Gli ultimi sono i cittadini, ovunque si trovino, nel Veneto o nella Sicilia, nella Puglia o nella Sardegna, e quindi ne parleremo stamattina, sicuramente. Ma intanto il referendum si fa, non si fa? Allora, perché so che c'è una proibizione incredibile, una reazione violenta da parte del nostro Parlamento. Allora, professor Monaco, intanto direi questo, comunque vada il referendum in Scozia, lì nella Gran Bretagna, che attualmente comprende appunto anche la Scozia, ha già vinto la democrazia e la libertà 2 anni fa, il 15 ottobre del 2012, allorché in modo civile, in modo democratico, senza paura di consultare i cittadini, proprio il governo di Londra e il governo di Edimburgo, che è una realtà regionale della Gran Bretagna, ancorché goda di molti poteri e competenze amministrative, decisero che dovevano decidere i cittadini. Da noi questo oggi è impedito, quindi indipendentemente dal fatto che domani, 18 settembre, che è una data storica, dopo 307 anni dalla perdita della sovranità della Scozia, quando vi è stata la riunione dei 2 regni, i cittadini scozzesi votino sì o no, noti bene i cittadini scozzesi, non di tutta la Gran Bretagna, come vorrebbero qualcuno già più generoso in Italia, dice se vota per l'indipendenza del Veneto dovrebbe votare per l'Italia. Ma scherzi? I cittadini scozzesi voteranno sì o no domani, a me pare che sia comunque indifferente. Pensi cosa dico? Io che ovviamente sostengo l'indipendenza, perché ha già vinto la democrazia e la libertà il 15 ottobre 2012, quando un paese dove è nata la Magna Carta Libertatum, il paese dei diritti fondamentali dei cittadini come comunità, oltre che come singoli. Poi la rivoluzione francese ha un po' rovesciato il paradigma, ma nel luogo dove la civiltà della democrazia ha piantato le radici, si è avuto il coraggio di dire al mondo intero: noi abbiamo deciso che sia giusto che votino. Da noi questa cosa è impedita. Qui si tratta, e finisco poi magari entro in dettagli che lei in modo interessante ha già posto, da noi si sta violando la democrazia e si ha paura che i cittadini si esprimano. Questo è molto molto grave. Noi è da 2 anni che lavoriamo su questo versante. Abbiamo presentato dall'esterno del Consiglio regionale una proposta di legge che è diventata legge, la legge numero 16 del 2014, votata il 12 giugno dal Consiglio regionale, dopo 4 sedute straordinarie, perché c'è stata molta preoccupazione, molto impegno e molto approfondimento. Quindi è una legge della Regione pienamente efficace, che l'8 agosto di quest'anno, nei termini previsti dalla Costituzione, il governo Renzi ha ritenuto di impugnare e quindi è sub iudice. Ma è bene che tutti sappiano, professor Monaco, ne approfitto da queste antenne, perché in alcune televisioni private dei personaggi poco competenti o nulla competenti, che hanno anche responsabilità istituzionali, sono andati a dire che non si può più votare, che quella legge è stata bloccata. Non è vero. La legge sub iudice è stata impugnata dal governo, ma finché la Corte Costituzionale non avrà pronunciato la sua sentenza, quella legge esplica tutti i suoi effetti. Quindi si può andare avanti con l'apertura del conto corrente, perché questo è un referendum, la cosa gravissima che non sanno molti. Questo referendum della legge 16 sull'indipendenza, diverso da quello sull'autonomia, che è un'altra legge, è finanziato totalmente dai cittadini, cosa mai accaduta nella storia di un popolo europeo. Mai. Solo in Italia ci chiede, per esprimere un voto di consultazione democratica sul tema di diritto fondamentale, ve lo pagate, e in più ce lo impedisce. Ma lei pensa che questo sia uno Stato che merita rispetto? Io chiedo soltanto il rispetto, io difenderò, professor Monaco, anche perché io sono un difensore di solito
per la mia professione, difenderò il diritto di chiunque siede in questo studio e dai cittadini di votare no, ma chiedo a loro con quale titolo, con quali ragioni vi arrogate il diritto di impedire a 5 milioni di veneti di votare? Dov'è la democrazia, la libertà, il senso civico, la solidarietà anche in un momento delicato come questo?